Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, a seguito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio del primo cittadino del comune di Ricadi, nonché di 4 assessori della sua giunta e dell'allora responsabile della Polizia Municipale. Le indagini hanno riguardato l'assunzione a tempo determinato, avvenuta nell'anno 2009, di 18 vigili stagionali con comportamenti fraudolenti dell'amministrazione comunale di Ricadi, come la non giustificata proroga di una graduatoria scaduta per un ingiusto vantaggio anche di parenti di amministratori e dipendenti comunali. Vagoni ferroviari sporchi e fatiscenti, irregolarità in materia di sicurezza e quanto i carabinieri del NAS di Catanzaro hanno constatato in un blitz a bordo di 32 convogli ferroviari di tratte nazionali e regionali, tutti in transito nella stazione di Lamezia Terme. L'operazione, scaturita mesi fa da un incidente a un passeggero di un Intercity punto da una zecca, ha portato alla notifica di ammende ai 2 dirigenti dell'ente gestore del servizio per 40.000 euro. È di natura certamente dolosa l'incendio che la scorsa notte ha gravemente danneggiato la terza circoscrizione del comune di Catanzaro, sita nel quartiere Santa Maria. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia che sta svolgendo le indagini, una o più persone sono entrate negli uffici forzando una finestra ed hanno dato fuoco ad alcuni mobili dopo averli cosparsi con liquido infiammabile. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo essere stati avvertiti da una persona che abita nella zona. La polizia parla di azione vandalica e il sindaco ha espresso la sua preoccupazione. Don Pino Strangio interviene sulle celebrazioni della Madonna di Polsi a Locri e sul retroscena che lo caratterizza, soprattutto con riferimento all''ndrangheta. Per il sacerdote il santuario è e resta un centro di spiritualità. Non siamo degli investigatori, ha detto ancora Don Pino, presentiamo solo la sofferenza di Maria e il percorso di fede. Per il sacerdote, se intorno a queste celebrazioni c'è qualcosa che non va, le colpe sono di tutti, delle istituzioni ed anche della Chiesa. Analizziamo la situazione, ha concluso, e vediamo insieme cosa eliminare. È stata inaugurata a Papanice, paese quartiere di Crotone, la ludoteca intitolata Don Pino Arena e è ubicata nel 7° circolo. La struttura, voluta dall'amministrazione comunale, è stata inaugurata alla presenza del sindaco, dell'arcivescovo di Crotone Graziani, che ha benedetto i locali, del prefetto Panico di Alessio Cavarretta, dirigente scolastico, Enrico Pedace e Antonio Leo, presidente dell'associazione Vivere In, che curerà la gestione della struttura. La diocesi di Locri Gerace ha organizzato un incontro con gli operatori dell'informazione sul tema Comunicare speranza nella Locride verso la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'incontro si è tenuto nel salone delle conferenze del seminario vescovile San Luigi. Sono intervenuti Don Giuseppe Strangio, direttore diocesano dell'ufficio comunicazioni sociali, Don Giovanni Luca e dopo il dibattito le conclusioni sono state affidate al vescovo Giuseppe Fiorini Morosini. Con la rassegna musicale delle scuole medie della provincia di Reggio Calabria si è aperto ufficialmente sabato scorso il Festival Note sullo Stretto. Dopo l'esibizione della Meseno Harmony Show Band di Frosinone della mattina, il pomeriggio dalle 18 in poi ha visto sfilare su Corso Garibaldi tutte le bande musicali. Il Festival di bande musicali, orchestre di fiati e cori polifonici in onore a San Giorgio si concluderà il 16 maggio. Oltre alla presenza di 20 bande provenienti dal comprensorio reggino e da altre città italiane, la novità di quest'anno è rappresentata dalla presenza dei cori polifonici. Si è svolta ieri a Reggio Calabria Domenica Shopping, il corso Garibaldi ti sorprende. L'iniziativa, ideata per far trascorrere ai partecipanti una giornata in allegria all'insegna del divertimento e dello shopping, è stata attuata dagli operatori commerciali del centro storico ed è stata animata da artisti di strada, musica live, il mercatino del biologico e del riciclo, spettacoli, performance teatrali, sport, arte, cultura e soprattutto dalla convenienza. Tanti regini che hanno invaso il corso principale. La squadra di calcio a 5 dei Vigili del Fuoco di Crotone ha vinto il torneo Sport e Solidarietà organizzato dall'AIRC di Crotone e dall'associazione Solidarietà. La finalissima si è tenuta al Pala Milone. Il tradizionale torneo di calcio a 5 ha registrato quest'anno la partecipazione di ben 20 squadre in rappresentanza di tutte le forze dell'ordine e di altri enti. Lo scopo delle associazioni è quello di raccogliere fondi per l'ospedale cittadino e per la ricerca sul cancro. In totale i fondi ricavati sono stati 4.000 euro.
Continua a suon di vittoria il sogno playoff del Crotone. I rossoblù hanno battuto 3-2 il Gallipoli con 3 assist di Galardo per le reti di Ginestra, Degano e Zito. Acque agitate invece in casa della Regina dopo la sconfitta di Trieste. Gli Amaranto ora sono solo ad un punto dai play-out. In Lega Pro si è giocata l'ultima giornata di campionato, sconfitta indolore per il Cosenza che perde in casa 1-0 contro il Taranto. In seconda il Catanzaro arriva sopra la Cisco pareggiando 2-2 sul campo del Melfi, a segno i soliti Longoni e Montella, ed ora affronterà il Barletta nella semifinale play-off. La Vibonese vince 1-0 in casa del Vico Equense, gol di Paternò, e nei play-out sfiderà il Noicattaro.